Tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, e guarda, e stupisci, e ridotto quest'uomo per te. Hai perduto suono e questo hai perduto amore appresso a te. Non mi fai campare, non impazzire, sto bene mi fa dannare, st'amore pure. Vivo questa passione, anima mia, tanta è gelosia che io tengo in te, che tremo sto cuore mio, perché ha paura e non so, hai già perduto solo questa felicità. Tu tieni la buchella, nu poco brilla, appassionatella. Dammilla, ecco la rosella, dammilla nuova silla, dammilla annatella. Sia vista cattanata, quella che ha fatto a me, sto morto avesse acceso, e vuoi sapere perché? Perché in coppa sta terra, femmine come a te, non c'è ne sta per uomo, onesta come me. Oh femmina, tu sei una mala femmina, chi sto chi fatte chiagnere, lacrime in fametà. Tu non mi puoi lasciare, tu non mi puoi scordare, stringiti a me. Fatte tornare a basare, fatte tornare a campare, e sai perché? È innamorata che sul cuore mio, e senza d'amore e gelosia, ricordate che tu sei sempre mia, nessun amore te può allontanare, tu non mi puoi lasciare, tu non mi puoi scordare, stringiti a me. Dimmi perché son che gelosa te, son che gelosa te. Tu sei attaccante come la Maria, il giorno ti ammaccami d'oro, sai mettere in te vera frenesia, e solo avvocatoi poter ristoro. La vita d'oro, quella che hai fatto a me, chi t'ho perdona? Io non ti dico niente,
che sta bocca ardente, tante che a me, che io un amore. Doris, grazie, cosa hai combinato? Eccolo qua, Antonello Angiolillo, il nostro centone. Amore morto, una sceneggiata praticamente. Mirna, dimmi una cosa, com'è l'accento napoletano di Voghera e Angiolillo? È meglio che non ne parliamo più. No, però voglio dire una cosa. Dimmi. Però l'intenzione è proprio quella, L'intenzione la era- tonalità napoletana, certo, non sempre viene perfetta, ma io non so parlare il suo dialetto, neanche il suo, sono stati Però, bravi, io perché viste quando lui ti abbracciava e diceva strignete a me, Sì, eccetera, ma perché lui tu vedi- sorridevi sotto il tono, mi sa che l'accento dello strignete non era No, giusto. no, perché lui fa bene il malombo, cioè, sai, quello malamente. Malamente. Lo fa Senti, proprio un'ultima cosa, devi confessare la verità però qui, la devi dire. È vero che 2 minuti fa, prima di fare questo numero, hai dovuto chiamare a casa la tua nipotina per dire zia sta per essere uccisa, ma non è uccisa, Sì, è perché sarebbe tutto successo loro. l'ira di Dio, perché Per tutti dovuto si dire sarebbero spaventati a morte. che non eri uccisa veramente, sì, che era tutto un sono gioco. viva! Bene, grazie mille. Allora,